E andiamo ragazzi, andiamo perché questa è una partita che fa parlare. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, andiamo a discuterne insieme una partita a scacchi, una partita molto tattica, una partita dovrei evitare di dire ve l'avevo detto, perché poi risulta antipatico il costantemente dire che vi avevo detto, partita bloccata, ma qua io sono andato oltre, cioè nella simulazione io oltre ad aver finito 0-0 e lì non l'ho fatto apposta perché la partita così è andata, quindi bloccata, addirittura messo Foloruscio, una cosa che non si poteva proprio pronosticare da nessuna parte. E quindi va bene così sotto un certo punto di vista, perché almeno mi ha dato la sensazione la Juventus di rispettare anche il Napoli. Il Napoli ha rispettato molto la Juventus, i terzini bloccati. Dobbiamo parlare del modulo 4-3-3 o anche 4-2-3-1. Secondo me non si scappa da lì, con McTominay che faceva la mezzala, che andava molto più vicina a Lukaku, quindi tendo a dire più 4-2-3-1. McTominay che ha impattato bene, decisamente nel primo tempo ottimo, era il suo tiro, è stato il tiro forse più pericoloso della partita, e poi nel secondo tempo è un po' sparito. Rischi fantasma, ma questo poi vi uscirà nella reaction che vediamo domani. Vediamo quali sono le vostre considerazioni, non voglio fare nessun editoriale di nulla, controllate che siate iscritti perché il mio amico Francesco ha detto non sono iscritti, dovete riscrivervi, spesso capita che YouTube fa questo scherzetto. Allora, andiamo a leggere un po' di messaggi. Da questa partita possiamo portarci a casa la prestazione della difesa, nonostante il secondo tempo un po' male Olivera. Sì, anche a me Olivera non mi ha fatto impazzire, onestamente. Ngong al posto di Foloruscio, sì, però secondo me troppo simile a Neres. Ngong, Foloruscio ti garantisce un po' di impatto fisico sugli avversari e Conte secondo me non voleva rischiare nulla. Nel momento in cui metti lui al posto di Kvara, sai che ti garantisce un po' di copertura in più rispetto a Ngong, secondo me. Era rigore palese. Allora, sulla questione del retropassaggio, prima di tutto dal regolamento lì, se il portiere prende con le mani un retropassaggio è punizione a 2 in area. Per me non era un retropassaggio volontario, ditemi perché vi sto leggendo, per me non lo era, per me è una giocata per intervenire, per non far arrivare il pallone dove stava arrivando, credo a Nico Gonzalez, e lui fa questa giocata diciamo a blocco, poi è riuscito un retropassaggio perfetto, indica quasi a Buongiorno che stava nelle vicinanze di andarla a prendere. Io mi trovo che non era un retropassaggio volontario, anche perché ci volevano palle d'acciaio per fare un retropassaggio così con calma. Caprile ha tolto tutto da mezzo e va bene così. Seconda partita che non entra Raspadori, però c'è stato l'infortunio di Meret. Sì, le due cose non sono... Ah, tu dici, essendoti bruciato una sostituzione, ecco che meno possibilità per Raspadori. Sì, è certo, se tu poi hai intenzione di togliere Kvara dal campo e vuoi pensare al 3-5-2, ci sta Raspadori vicino alla punta. In questo caso io però stiamo cominciando a capire un po' di più quello che vuole Conte. Quando abbiamo visto McTominay messo
sottopunta, e questo è un po' il tipo di trequartista sottopunta che vuole Conte, che comunque fisicamente ce l'ha, e Raspadori finora Conte l'ha utilizzato da punta vera e c'è poco spazio per lui. Oggi Lukaku mi sento di dire male, oggi Lukaku non ne ha beccata una, come Vlahovic, sia chiaro, Vlahovic sostituito subito, Lukaku è rimasto in campo, poi anche tatticamente vedrete nell'analisi che vi arriverà, Lukaku si defilava molto sulla destra, credo io, poi sentiremo le parole di Conte se gli faranno questo tipo di domanda, perché la prima domanda un po' più rammaricato per i 2 punti non fatti o soddisfatto perché ha bloccato la solita domanda. Però tatticamente secondo me Lukaku che si allarga si crea spazio per l'inserimento di McTominay, che stava in quella zona lì, diciamo, sotto punta, e si poteva inserire, poteva scalare Kvara e far muovere tutto in quella zona. E la Juventus è stata una partita, lo so che risulta noiosa, però molto interessante da vedere, tutti i movimenti che fa Thiago Motta, anche un po' cervellotico, con tutti i cambi di posizione, poi mette UEA, prima punta, un po' strano. Però hai visto, è difficile, non puoi seguirli a uomo, e il Napoli secondo me ha fatto bene ad aspettare a zona, e nel momento in cui si muoveva la palla andavamo a turno, una volta va Anghissà, una volta va McTominay, una volta va Kvara, Politano aspetta, perché Cambiaso te lo trovi da tutte le parti, Cop Miners te lo trovi da tutte le parti, con Ildiz che finisce centrale, nel secondo tempo invece tutto dall'altra parte. Quindi una partita tatticamente molto interessante, non bellissima a livello di spettacolo perché il ritmo è stato molto molto basso, e mi ha dato l'impressione che entrambe si siano un po' accontentate del pareggio, di non farsi male e di accontentarsi un po' del pareggio. Allora, l'idea è buona, ma allo stesso modo si poteva permettere l'inserimento di McTominay anche stando al centro, così come è stata la partita di Cagliari con Lobu. Non capisco perché si defilasse così tanto. Sì, questo è quello che vi stavo descrivendo. Difesa a 4 è sembrata più efficace, caro Santo, sì, è ordinata, la conosciamo bene, ci sembra anche più facile da leggere. Quello che non mi è piaciuto fino in fondo è che era una difesa un po' bloccata, nel senso che non ci sono stati tanti inserimenti e sovrapposizione da parte dei terzini. Credo che fosse una richiesta per non scoprirsi, perché poi se scappano i terzini rimani a 2 contro un sacco di loro, e loro hanno la tecnica per mettere il pallone sul piede e fare un lancio lungo che ti fai trovare scoperto. Quindi sono mancate un po' le sovrapposizioni, le discese di Olivera e di Lorenzo, e hanno dovuto lavorare un po' in solitaria sia Kvara che Politano. Politano, vi dico così a braccio, a caldo, buona partita, ti garantisce, si è preso un sacco di falli, ti garantisce tutto quel lavoro, ha fatto degli strappi anche importanti, è mancato l'ultimo passaggio, ci è andato molto vicino 2 volte con quel sinistro, purtroppo mancata la precisione. Doveri, arbitro migliore della Serie A, change my mind, ha arbitrato bene. Diciamolo, quando ha arbitrato bene, non mi è sembrato niente di particolare, niente di strano, partita anche abbastanza corretta, devo dire, quindi tra virgolette facile da arbitrare. Partitona, Politano. Ho intravisto già Lukaku lamentarsi di un passaggio non ricevuto. Ludovico, questo è proprio non lo devo dire. Bravo ad averlo notato. Bravissimo ad averlo notato, perché Lukaku è così, finché va bene, finché è decisivo va benissimo, se comincia poi a non stoppare palloni così, i compagni si possono anche un po' risentire. Tu sei arrivato e mo vuoi tutti i palloni eccetera eccetera, fai fare a me che sto da qua da un sacco di tempo, nell'ipotesi peggiore, nel momento in cui così. Ma sono anche momenti di campo che i giocatori sono bravi a capire. Può dare più fastidio a noi magari che ai compagni. Coppia Rachmani, buongiorno super, anche se buongiorno alcune volte scordinato. Vero Pierluigi, buongiorno non perfetto oggi, un po' qualche volta un po' a farfallina, qualche volta ci ha messo una pezza. Lobot che Anghissà per esempio secondo me molto bene, Anghissà l'ho visto sul pezzo, su tutti i palloni. Lobot che ha la solita sua partita, Kvara doveva fare secondo me qualcosa di più,
e questi sono, perché poi al 72esimo si cambia tutto ed entrano Simeone, Neres e Foloruscio. Neres qualche spunto l'ha avuto, e stiamo vedendo proprio l'utilizzo di Neres come la carta che ti spariglia, perché c'ha lo spunto, entra fresco su giocatori che magari sono un po' più stanchi e se ne può scappare quando gli è richiesta un po' meno fase difensiva. Posso dire che Simeone ha fatto un po' più di Lukaku nei 20 minuti che ha giocato. Gli è mancata la precisione, col sinistro doveva allargare meglio a un certo punto quando se n'era andato sulla fascia, e poi ha provato il pallonetto, però ha mantenuto bene, ha stoppato dei palloni difficili. Simeone con la testa ci sta, secondo me sta affrontando bene questo suo ruolo di quello che fa rifiatare Lukaku quando non ne ha più, perché in questo momento questo è il ruolo suo. Poi è entrato anche Gilmour, ma poca roba. Allora, va sfruttato, ma dei suoi compagni. Deve avere più pallone. Neres è quello che deve avere il pallone, e tutto intorno devono succedere delle cose. Allora, il nuovo Nas, no, molto, molto meglio di un Nas secondo me. Tore Falanga, il primo degli amici Bellini supporters, che non fa mai mancare il suo supporto. Politano bene, ma ha sofferto un po' male Simeone che non lancia Neres. McTominay nel primo tempo ottimo come Buongiorno, Olivera un po' seggia. Sì, per McTominay il primo tempo mi è piaciuto molto. Lì il non lancia Neres, Simeone, secondo me lui ci ha provato, ma col sinistro non è proprio la sua giocata. Il movimento, l'idea è giustissima, poi il pallone non gira e non è riuscito a acchiapparlo. Cambio totale del tridente offensivo, non pensi sia eccessivo? Guarda, io me la spiego così. Kvara non era in partita, mi è sembrato un po' stanco. Abbiamo giocato pochissimo sulla sinistra, non so se volontariamente. Politano secondo me aveva finito la benzina, quindi ci sta, e anche Lukaku non era della partita. Ecco, secondo me Politano è un cambio perché ha dato tutto, continuava anche a soffrire la botta che ha preso al naso e gli è uscito un po' di sangue, mentre Lukaku e Kvara sottotono, quindi una sostituzione per stanchezza, e gli altri due secondo me sostituzione tecnica, non ti stanno dando delle soluzioni e la palla non si muove bene quando arriva a loro. È successo secondo me semplicemente questo. Annullare da Savona, ma veramente pochi palloni comunque. Nel primo tempo qualcosina l'ha fatta anche con caparbietà, però non ha avuto gli spunti, doveva fare molto meglio. Con Olivera funziona male. Questo è un discorso, Mike, che abbiamo affrontato più volte anche l'anno scorso. Con Mario Rui si trova meglio, con quelli più tecnici si trova meglio. Purtroppo Olivera non ti dà palloni con il giro giusto, non sempre. Poi in questo caso, per quanto riguarda la sovrapposizione, non lo so se è una richiesta di Conte, perché era bloccato anche Di Lorenzo dall'altra parte, quindi è chiaro, se lo lasci da solo, io vedo Savona e Kalulu e spero che si giochi di là. Questa è una cosa che si può chiedere a Conte, perché non abbiamo insistito un po' più sulla fascia sinistra, dove si poteva giostrare con Kvara e McTominay. Ma il Napoli, dopo un inizio, i primi 5 minuti dove tenevamo il pallone, siamo stati più in attesa. La partita l'ha fatta la Juve, di conseguenza quando recuperi il pallone sviluppi di conseguenza, ecco, nelle ripartenze sviluppi dove ti trovi col pallone, e quindi è così. Visto che la Juve sviluppava di più sulla sinistra, con Cambiaso che veniva al centro, Pop Miner, Sildiz, per chiudere l'azione su Nico Gonzalez, ecco che noi ci ritrovavamo col pallone recuperato nella zona destra. Credo. Non pensi che Kvara sia andato in difficoltà perché era troppo largo e senza un supporto di un terzino che si sovrapponesse bene? Proprio quello di cui stavamo parlando. Secondo me Kvara largo non è un problema, perché il Kvara che abbiamo conosciuto era largo nel 4-3, nessun problema. L'assistenza sì, se lo lasci da solo ti raddoppiano, come abbiamo visto lo stesso Ildiz, che se lo lasci da solo va a nozze, mentre ogni tanto quando Politano andava ad accorciare lo mettevi più in difficoltà, raddoppiava con Di Lorenzo. Proprio simili le situazioni. Quindi sotto questo punto di vista è abbastanza chiara la lettura.
Lukaku è al 50% o forse è proprio così? Andrea, questa è una domanda a me molto cara, perché anche nell'analisi delle partite precedenti immaginiamo che Lukaku non sia al massimo della forma, magari al 60% delle sue potenzialità. Avete presente le batterie dei cellulari? Ecco, se voi controllate health, lo stato di salute della batteria, dopo qualche anno che utilizzate il cellulare, la batteria non sarà mai al 100%. Quindi quando Lukaku arriverà al suo 100%, può essere che di base sarà un 75-80, perché sono passati degli anni rispetto a Lukaku che noi conoscevamo, quello dell'Inter e quello che conosce anche Conte. Quindi sicuramente migliorerà la sua condizione, diventerà un po' più brillante negli allunghi e nei controlli nello stretto, questo sì. Arriverà al 100% al picco della forma? Secondo me no, perché gli anni stanno passando. Potrebbe bastare l'80, il 75, l'80% può anche bastare in alcune partite contro alcuni avversari nella Serie A. Lukaku all'80% ti può anche andare bene. Certo, oggi sembrava veramente scarico. E quindi sono preoccupato dal fatto che non ci sia un co-titolare nella sostituzione di Lukaku. Purtroppo costerà tanti big match, lo sapevamo, servono altre soluzioni di gioco. In questo momento il co-titolare, chiaro, si chiama riserva Simeone per spessore rispetto a quello che ha fatto anche proprio come numeri di gol nella sua carriera. E aspettarci che in quei pochi minuti faccia sempre la differenza è difficile, quindi io non me la prendo nemmeno con Simeone. Avere un altro a livello di Lukaku dello stesso livello, poche squadre al mondo si possono permettere una soluzione del genere, quindi lo sapevamo che era questa la situazione. Armando, McTominay una scoperta incredibile, farà tanto. Allora, McTominay molto molto bene, si vede che quando prende palla c'ha lo strappo, pensa prima quella che è la giocata, mentre sta ricevendo palla, l'ha fatto un paio di volte, mentre riceve palla già c'ha la giocata in testa del controllo e lo scappo. C'ha lo scappo, brutta frase, lo scappo, lo scappare, lo strappo, magari lo strappo. C'ha conduzione di palla, c'ha sicuramente il tiro, un paio di volte poteva anche tirare quando poi l'ha fatto, poco prima ha avuto altre opportunità e non ha tirato. Secondo me impatta bene e c'ha un livello, io penso che abituati ai ritmi della Premier League, una partita come questa a un certo punto nel secondo tempo McTominay si è addormentato, nel senso che c'è tutto il tempo per dargli il tempo di arrivare al passo coi compagni. Penso che fisicamente sta bene, è solo capire quello che si chiede. D'altra parte oggi Conte ha fatto una roba completamente diversa tatticamente, quindi come non lo sapeva McTominay non l'avrebbe saputo neanche un altro cosa fare in questo 4-2-3-1 in un certo modo. Sotto punta ci puoi mettere lui, ci puoi mettere Foloruncio, ci puoi mettere Raspadori più offensivo, però la fisicità che ci ha detto anche Conte in conferenza, giustamente dice i giocatori di quella qualità la devono avere a prescindere, poi alti, cioè lui dice forti, veloci e resistenti, e credo che McTominay abbia tutte queste caratteristiche. Complimenti Conte, 4-2-3-1 contro Juve, nel primo tempo scelte sbagliate nell'ultimo passaggio che avremmo potuto sfruttare. Foloruscio l'unico che non è entrato mentalizzato, McTominay è entrato bene. Comunque il Napoli deve imparare a tirare più da fuori, non possiamo ogni volta arrivare sotto porta, senza dubbio. Scott è stato bravissimo, è piaciuto tantissimo, forza Scott. Angioletta, Conte girerà i sistemi di gioco, quindi non affanniamoci a volerne vedere per forza uno. Sono d'accordo Giacomo, questa è una partita chiave, perché capiamo anche che Conte fa un po' di pretattica, capiamo che il calcio è bugia e che ci può dire una cosa in conferenza e non è detto che sarà sempre quella. E questo era il primo big match, no? La prima partita contro un avversario decisamente più forte rispetto al Verona, al Parma, al Cagliari, e in questo caso abbiamo visto come ci siamo un po' adattati noi all'avversario. Non so se poi in casa te la gestisci allo stesso modo, sempre attendendo l'avversario, fasi di studio anche lunghe, anche durate quasi tutta la partita.
la voglia di vedere di più, perché poi vedete esce fuori Mazzocchi dall'11 titolare, comincia a sembrare un pochino più qualitativa anche la rosa e ci aspettiamo anche qualcosina in più. Però, come è giusto che dice Virgilio, solidi mentalmente vi abbraccio, che poi è il contrario di fragili mentalmente. E siamo stati sul pezzo, siamo stati decisamente sul pezzo, lì senza rischiare tantissimo. Il primo tempo io mi sono segnato il tiro di McTominay, la punizione di Politano che è stata deviata di poco, e poi loro hanno fatto qualche cross dalla tre quarti, bene o male, che spiovono nell'area piccola, quindi un po' di apprensione ti viene che Meret non esce, però poco altro. Nel secondo tempo un tiro di Nico altissimo, un tiro di Ildiz centrale, parato, bloccato bene da Capri, il tiro di Politano alto, il tiro di Coop Miners di destro, se quello gli capitava su sinistro, secondo me un po' alto, ancora Ildiz, Cambiaso che tira da fuori, un tiro di Weah deviato e il lob, il tiro di Weah deviato, palla persa da Foloruscio, lì male, e questo lob di Simeone così. Insomma, il secondo tempo non abbiamo fatto proprio nullissima. Però va bene. Mi è piaciuto molto Marek Tominey, e poi come sempre Neres. Olivera ha stoppato, non l'ha appoggiata. Sì, io sono d'accordo con te, France. È un blocco del cross, cioè come ti giri, poi stai tutto scordinato, devi fare in modo che il pallone non arriva all'avversario. Più che un passaggio volontario, io l'ho letta così anche io, e non avremo problemi a dire oh, quello è un passaggio proprio, lo sapete, qua non c'è proprio problema. Anzi, io so che alcuni tifosi vanno al contrario, addirittura superano la linea dell'essere come si dice, obiettivi e sempre precisi, anche quando ci va contro, addirittura nelle volte superiamo, andiamo, il rigore che ci hanno dato non era anche quando si può dare. Siamo un po' così, è vero. Siamo più forti della Juve, 2 punti persi, ma credo in Conte. Vediamo, Nicola, il mancato passaggio di Simeone. Più minuti per Neres. Sì, però vedi che Politano sta facendo. Siamo riusciti a panchinare Mazzocchi, ma Politano ancora no. C'è tutto un lavoro che fa, che è difficile da togliere per un allenatore Conte, che anche con l'Inter questo non lo posso sfruttare in nessun modo, però lì non utilizzava i 2 trequartisti perché era proprio il 3-5-2 puro. Nel momento in cui Politano non lo vede a tutta fascia, e anche oggi c'era questa ipotesi di vedere il 3-5-2 con Politano a tutta fascia, non lo vede lì, tant'è vero che con l'Inter lo misero sul mercato e ce lo andammo a comprare noi. Politano trequartista, Politano esterno destro, continua a fare tutta una serie di lavoro sporco, di ripiegamento e di recupero palla che per gli allenatori sono preziosi, non ci possiamo fare niente. Non ci possiamo fare nulla. Giuseppe McTominay è un altro livello, gli arrivava il pallone con l'uomo alle spalle e con un semplice tocco si smarca a campo libero. Esatto, proprio è quel pensiero prima che ti arriva il pallone, hai già scannerizzato, già sai come ti arriva addosso l'avversario e te ne liberi. Bene. Ho notato spesso Lukaku smarcato chiamare il pallone senza riceverlo per poi innervosirsi, sembra che i compagni non abbiano ancora capito il suo stile di gioco. Simone, alla fine non lo so se non è che è difficile da capire lo stile di gioco. Sappiamo che Conte gli chiede un certo tipo di calcio, oggi era un po' diverso da quello che abbiamo fatto col Cagliari, perché col Cagliari si è messo lì come punto di riferimento centrale, ha fatto la lotta con Mina e lo trovavamo sempre, e lui era bravo, una volta riusciva, una volta non riusciva, ma teneva il peso dell'attacco da solo. Questa volta si allargava parecchio, non sempre è riuscito a vincere il duello con Bremer. L'ha vinto Bremer il duello, diciamo tranquillamente, l'ha vinto Bremer il duello, e quando aveva la possibilità un paio di volte da defilato di andare poi in velocità, si è visto che oggi non aveva nelle gambe lo strappo alla Osimhen che il Lukaku di qualche anno fa aveva anche a campo aperto. Oggi non l'ha avuto, tranquillamente non l'ha avuto. Allora fatemi recuperare, ci sono state 2 donazioni, a parte Ivan
4-3-3, 4-5-1, manovra bloccata, il 3-4-3, la new era in A. Non ci capite, Ivan. Allora, 4-3-3, 4-5-1, sì, nel senso che il 4-2-3-1 l'ho chiamato 4-2-3-1, ma siamo lì. Manovra bloccata, dici tu, ma non è che abbiamo avuto molto noi il pallino. Aspettavamo, ecco perché tu lo puoi chiamare 4-5-1, perché è così che aspetti la Juve. Il 3-4-3, la new era, è quello che stavamo facendo. Il 3-4-3, 3-4-2-1, fondamentalmente non cambia nulla, e l'abbiamo fatto con questa. Vediamo se si ritornerà, che probabilmente con le squadre più piccole si ritorna a 3. 28 mesi ed oggi da Michele D'Ambrosio. Ho visto il vostro video, maledetti disgraziati che vi state divertendo, che bello. Kvara ne ha saltati 3 nel primo tempo, nel secondo tempo tagliato fuori. Allora fatemi recuperare. Stanno piangendo. Lo so, Fabio, ma figurati se non piangono. Facciamoli piangere, sono valle di lacrime. Ma quindi lo ingaggiamo, Paolo del Genio, caro Phoenix. Prenditi il mio occhiolino, vediamo quello che succede. Insomma, non lo so. Sera Vale. Bene, Poli e Zambo, una squadra che non perde la testa. Al posto di Floruscio avrei messo Ngong. Un bacio a tutti. Sì, Daniele, ne abbiamo parlato all'inizio. Ngong secondo me ti garantisce meno fase di copertura di Floruscio, vuole l'impatto fisico Conte, non vuole scoprirsi troppo. Già il mettere Neres è stata non una bella sorpresa, però l'hai avuta la voglia di dire me la gioco alla fine con uno che mi fa meno fase difensiva rispetto a Politano. Non ha messo Mazzocchi su quella fascia, per dire, no? Al posto di Politano. Comunque hai messo uno che ha lo spunto e che ti può risolvere la gara. Insieme Ngong, a parte che Ngong è uscito proprio dai radar, quindi non so nemmeno se ci punta, ne abbiamo tantissimi in quella zona di campo. Insieme Ngong e Neres non credo proprio. È bene leggere, Francesco, il tuo parallelo con la batteria del cellulare è calzatissimo. Aggiungo anche, lo spiegano ai corsi a Coverciano che mio fratello ha seguito per il patentino, che a 30 anni si cala fisiologicamente. Francesco, sì, secondo me è proprio così. Poi è anche ci sono magari attaccanti che un po' più longilinei, cioè nel senso un po' più esili, che vanno in forma subito e che possono resistere per più anni. Lukaku c'ha un motore importante che se non sta tirato proprio a lucido, lo notiamo. È chiaro, poi abbiamo negli occhi anche il modo in cui si sfilava Osimhen, è chiaro che il paragone diventa difficile. Allora, questo l'abbiamo letto. No, con il 4-2-3-1 guardi in alternativa, come pensi ci siano partite specifiche dove Conte preferirebbe? E in questo momento sì, l'abbiamo visto contro una squadra più grande e vediamo se è una scelta proprio per come sviluppa la Juve o se lo facciamo anche con altre squadre di caratura più importante. 3 gol la prima e un gol in 4. 3 gol subiti alla prima partita e un gol subiti nelle altre 4. Svolta in difesa. Tra l'altro i 3 gol subiti alla prima, sempre col 3-4-2-1 stavamo. I non gol subiti nelle partite successive, 3 partite con il 3-4-2-3-1, quindi non è un cambio di modulo che ti rende più solido. Può essere che si stanno abituando a tutte le cose e concedi di meno, però non facciamoci influenzare dal risultato, perché ce lo dobbiamo ricordare che abbiamo concesso tanto con il Cagliari, è finita 4-0, però abbiamo concesso tantissimo e secondo me ci sta che Conte dice io se concedo quanto ho concesso contro il Cagliari con la Juve soccombo, e quindi magari un po' più di prudenza, i terzini un po' più bloccati. Fondamentalmente, se ci pensate, con i terzini bloccati la difesa a 4 è un difensore in più rispetto alla difesa a 3 che poi è a 5, quindi in questo caso a 4 siamo stati anche un po' più difensivi che un 4-5-1, tutti bloccati, tutti dietro la palla, senza nemmeno aggredire troppo. Lo so, può piacere o no, poi ci possiamo esaltare per i risultati se arrivano i risultati, però abbiamo concesso parecchio con la difesa a 5, con la difesa a 4 abbiamo concesso di meno oggi.
Quindi ci sta come discorso per non voler subire. Ci vuole tempo, ma io vedo una squadra. Sicuramente, Claudia, da squadra stiamo giocando, c'è coesione, c'è voglia di aiutare i compagni, questo è indubbio. Questa è stata la prima cosa che ha portato Conte. Gli automatismi, le cose, gli scambi, qualche volta li vediamo, qualche volta ancora no. Però mi sembra che siamo squadra in questo momento. Ed Emanuele sta giftando un azzurro membership che non so a chi è finita, se vi trovate improvvisamente abbonati. I bevi, i vocali, hai ragione, Sweet. Hai ragione, fammi, devo bere. Allora. I like per i risultati. A proposito, Claudia, bravissima e grazie mille. 520 spettatori, 200, ma non è colpa vostra, è che non ve l'ho detto. Qualcuno si piglia con lo dice, parli sempre dei like, sempre like. E che se non lo dici, è una regola proprio di YouTube, se non lo dici e uno sta preso dalla cosa, i commenti, l'analisi calcistica e non lo fa. Fatelo adesso. Vai con i like a profusione, fateli scendere così come il sale, che così. Fabio Versatile. Achille, parlami di Vlahovic. Ciao Valetta, a posto? Buonasera agli amici bellini. Che dire, Vale, partita perfetta, tatticamente perfetta di Conte. Si è messa a specchio, eravamo uno in più, infatti si è vista la mostruosità di Anghissà che ha annullato Cop Miners. Infatti secondo tempo, se ci fai caso, Thiago Motta gli ultimi 10 minuti l'ha spostato sulla destra, centrodestra Juve, e quindi il lato di McTominay. Oliver inguardabile, lo possiamo dire? Ok, sì. Però ha fatto una buona fase difensiva. Kvara pure, sento dire che ha giocato male, fase difensiva ottima di Kvara, è un 6,5 pieno, perché un giocatore come lui, diciamo, fare fase difensiva è tanta roba. Lukaku l'ho visto un po' spento, ma si sa, contro queste squadre grandi non segna mai. L'importante è che noi vinciamo con le altre 15, le 3 strisciate, lo sai come la penso io, non mi interessa proprio, però diciamo abbiamo recuperato il risultato di Verona. Ciao. Sotto questo punto di vista io sono d'accordo con te, batti tutte le piccole, poi quello che fai con gli scontri diretti stabilisce se stai lottando per lo scudetto, per la Champions o per l'Europa League, capiamoci. Ricordo, mi pare fosse Fonseca con la Roma, che non riusciva a vincere uno scontro diretto manco per sbaglio, e facevi i risultati alla fine sempre lì, Europa League finisci. Sì, tutto giusto quello che hai detto. Su Cop Miners è vero, alla fine Anghissà nel finale di partita gli ha messo Thuram, se l'è dovuta vedere con Thuram nel finale di partita. Mancano 200 messaggi, 250 like. Mr. Gargaroz, devo leggere un messaggio di Mr. Gargaroz, se no lo spam all'infinito, fammi recuperare, torno un po' indietro. Sarà questo qua? Kvara non ha carattere, lo amo, ma non ha personalità, doveva centrarsi di più, con le grandi stecca sempre. Non è vero, con Liverpool. È il primo che mi viene in mente con Liverpool, le partite con la Juve, all'epoca con Simone che ha segnato, faceva assist con l'Atalanta. Non è vero che stecca sempre, prima cosa sbagliata. Quel ritorno di Champions a oggi, allora scegli quando lo vuoi analizzare. Ildiz ha più personalità, più cazzimma, non ci siamo, non sono d'accordo su nulla. Allora, Kvara ha tanto carattere, Ildiz mi piace tantissimo e l'ho detto che Ildiz mi dà vibes alla Kvara, è anche molto più giovane Ildiz, quindi in prospettiva c'ha tanto da fare e da imparare. Kvara il carattere ce l'ha, se poi ci aspettiamo che Kvara, che è il più giovane della cucciolata, che sta crescendo, ma sempre uno dei più giovani della cucciolata, è che la nostra media età è salita. E se aspettate da Kvara che prende 1,1 milioni, e lo voglio ripetere non perché i soldi fanno la giocata, ma perché non è da lui che ti devi aspettare le cose, fate quello che volete, ma non è da Kvara che vi dovete aspettare che risolve la partita, la deve risolvere Lukaku, in una partita come oggi. Se tu mi dici che Kvara non ha carattere, Lukaku ce l'ha, cioè se tu individui che Kvara non funziona perché non ha carattere con le grandi squadre, di Lukaku che dobbiamo dire? Che dovrebbe avere tutta l'esperienza per prendersi la squadra sulle spalle ed essere lui decisivo. Quindi non sono proprio assolutamente d'accordo. Allora, prendiamo un altro vocale nel frattempo che scorrono tutti. Ciao a tutti. Brutta partita, brutta proprio. Brutta. Buon punto a Torino, per carità, e probabilmente ci tenevano tutti e due, sia Motta che Conte.
Se il cambio modulo significa Kvara così esterno e lontano da Lukaku, rimettiamo la difesa a 3 prima di subito. E di Meret si sa niente? Passo e chiudo. Non lo so su Meret, lo sai? Se qualcuno ha notizie me lo scrivesse, perché non ho capito che tipo, se ha fatto un gesto che gli ha tirato un pochino qualche muscolo, non lo so. C'è stato un passaggio in avanti dove ha rischiato, gli è venuto un pochino corto, basso, e può essere che in quell'occasione forse motivo per cui magari anche il passaggio non gli è riuscito bene, può essere in quel momento che ha sentito tirare qualcosa, non lo so. Il rimettere Kvara al centro della chiesa la chiesa al centro del villaggio, perché poi quando non puoi vincere almeno è meglio non perdere, le frasi di Cassino dobbiamo ricordare. Non lo so se è questa partita, perché poi Kvara ha avuto delle partite in cui è stato più in difficoltà anche con gli altri moduli, anche con il 4-3-3 puro, anche con il 4-2-3-1, anche con il 3-4-2-1. Per me è la partita che Kvara magari sta un pochino più brillante. È un giocatore di talento, quindi deve avere quel momento in cui si accende. L'unica cosa che non si può dire a Kvara è che non ha personalità. Questo non lo accetto, perché fa anche tutto un lavoro sporco di recupero del pallone quando lo perde che altri fantasisti non fanno, e quindi io quando vedo Kvara comunque sono orgoglioso di averlo, e non verrò mai a dirvi nemmeno gratis come quell'altro. Kvara poco incisivo, tenuto bene la difesa. Neres deve tirare, sì, è vero, in un'altra occasione quando Neres è andato fino in fondo la poteva passare un poco prima o tirare. Sinceramente questa Juve non fa paura, Marco. Non lo so se non fa paura, io la vedo molto solida. Questa è una frase che sentirete questa settimana, perché ancora 0 gol subiti, molto solida. Quello che l'impressione mia, e che ho avuto anche nelle altre partite che ho visto della Juve, è che non hanno quella ferocia di andare ad azzannare il risultato con quella voglia di dire dobbiamo fare gol subito. Hanno molta pazienza. Non lo so se Motta gli sta instaurando questa consapevolezza, dice siamo forti, non c'è fretta, facciamo il nostro calcio e ci arriviamo con il gioco e col fraseggio. Potrebbe essere questo, e alle volte mi dà la sensazione di essere bella e di convincersi di essere bella con tutti questi movimenti senza palla, il terzino a centrocampo, quell'altro che scala, tutte cose belle a livello teorico, ma poi sono meno feroci in attacco e sono meno che azzannano così, e questo ti può portare, signori, uguale il Bologna dell'anno scorso, se voi ricordate, alla fine si dovevano sbloccare certe cose in attacco, ma la forza del Bologna è stato che non perdeva mai, non perdeva proprio mai, e faceva dei pareggi quando non riusciva a vincere, ma si manteneva sempre lì perché ne perdeva pochissime. E quindi grande difesa, è sulla grande difesa che Motta ha fatto le sue fortune col Bologna, e poi si sono mossi bene i vari Zirkzee con Ferguson dietro, con le ali, eccetera eccetera. In questo momento il Ferguson l'hanno trovato, perché con Coppa Miners si fa. Vlahovic non è Zirkzee, non è proprio il giocatore che viene dentro e gioca a pallone con grande tecnica e smista di qua e di là. Vlahovic deve essere più innescato per andare alla conclusione, magari in profondità, e invece quando gli chiede di stoppare il pallone e smistarlo non è proprio la sua cosa preferita. E quindi andiamo, stop spam. No, Bepi, no, lo spam ci può stare, chiaro, se esagerano, però il re dello spam non ti preoccupare, perché poi lo sai che ha già leggere, e quando non leggo devo recuperare un altro vocale. Buonasera a tutti, amiche belline e amici bellini, buonasera Valerio. Una riflessione sulla difesa 4, secondo me non ha usato la difesa 3 con il blocco di difesa 5 perché non voleva sganciare il braccetto per non ritrovarsi in inferiorità numerica in fase difensiva, perché difenderesti comunque in 4, però con un difensore di ruolo di meno. Per quanto riguarda la partita, secondo me il ritmo non è stato basso, squadre all'ultimo molto allungate, e secondo me all'ultimo
più di parlare di 4-2-3-1 o 4-3-3, è stato più un 4-1-4-1 con McTominay un po' più alto rispetto alla linea del centrocampo. Secondo me il retropassaggio c'era. Seppur involontario, adesso io non so precisamente la regola, ma secondo me c'era. E la regola è proprio quella. Aspetta, Ivan, la regola è proprio quella, caro sindaco, è solo se è passaggio volontario verso il portiere. Se è involontario non è sanzionabile, è una giocata, è un intervento, la tocchi, è chiaro che la tocca lui, ma non è sanzionabile è solo quando è un passaggio volontario al portiere. Il portiere non la può prendere con le mani. Fatemi recuperare i like, nel frattempo sono arrivati, perché sennò come si fa a regalare la membership? Dovrebbe starci, fatti spiegare da Emanuele, Vittor, perché ci dovrebbe stare lì nelle cose quando scrivi il messaggio che ti fa, non lo so, non te lo so spiegare, però dovrebbe essere abbastanza chiaro. Ringrazio anche Giancarlo per il supporto. Il passaggio era volontario per Buongiorno, dice Vittorio. Mi state attaccando sul retropassaggio? No, infatti per me c'è poco da dire. Sembra Buongiorno, hai ragione. Il nostro sindaco c'ha la voce alla Buongiorno. Noi stiamo trovando tutte le somiglianze anche degli ospiti che intervengono live. La voce è vero, sembra martedì. Allora, Lukaku già non va bene, già non va più bene. Il miglior giocatore del Werder Bremen, qualcosa vorrà dire. Buona partita, non abbiamo spinto sull'acceleratore, abbiamo aspettato il momento propizio. Sì, infatti Bremer bene, poi è chiaro, c'è sempre quella cosa, dov'è che comincia la grande prestazione di Bremer e dov'è che cominciano i demeriti di Lukaku, la solita cosa che si dice nel calcio. Secondo me tutte e due, con Bremer addosso è difficile, è più difficile che con Mina probabilmente, ci avranno un prezzo diverso, un ingaggio diverso, è un'esperienza diversa, sì, è più difficile che con Mina. E aggiungiamoci che probabilmente non era la forma, non sta nella forma migliore, che può migliorare. Allora, Neres, pure Mertens continua a segnare, sta segnando ancora. Dimmi che ha fatto un gol brutto, perché io non riesco a vedere un gol brutto di Mertens nemmeno a pagarlo. Dimmi che ha fatto un tap-in fesso, fetente, oppure tutto deviato. E così, vai. Oggi secondo me Amir, meglio di Buongiorno, è riuscito a fare degli interventi di testa difensivi finalmente dopo 2 anni. L'ho visto saltare in testa a Vlahovic più di una volta, l'ha annullato completamente, e secondo me è fondamentale il lavoro di Conte, perché siamo riusciti a ritrovare un centrale difensivo che appunto nel ruolo che deve fare in mezzo ai 3 deve essere quello che non spezza la linea, che detta un pochettino i tempi, le salite, le uscite, e secondo me ha giocato davvero bene, è ritornato ai suoi livelli dello scudetto. Che poi era quello che dicevamo, quello che chiamavamo il difensore normale, che non deve fare niente di incredibile, però deve essere preciso negli interventi. Quando c'è da intervenire si interviene, aspetti e non fai fallo, e controlli la situazione, non partire così. Bravo Fabio che mi segnala questo messaggio di Vini Paolucci: salve tifo Juve, ma ti seguo volentieri perché non sei come tanti che dicono solo fesserie. Apprezzo, caro Vini, tutta la community sicuramente apprezza anche la tua presenza. Stiamo parlando di calcio alla fine, è chiaro che nessuno nega di essere tifosi, siamo tutti tifosi, e a volte è difficile mantenere la calma perché il tifoso è così, però mi piace dire una cosa, che non siano fesserie, ecco, mi piace molto come l'hai scritto. Quindi bene così, una partita che regala ottimismo, forse più delle precedenti vittorie. Vedi, Giancarlo trova nella solidità evidentemente una cosa positiva, e sicuramente le giocate di McTominay ci lasciano ben sperare per il futuro. Signori, al di là della scelta, questo mi piace dirlo perché è una banalità, ma l'ho condivisa con gli amici bellini nel gruppo, e la voglio ripetere così, la dico com'è. Banalmente possiamo dire che McTominay è un po' più forte di Mazzocchi, sì, senza, è più forte, è uno che ha fatto tutto Manchester United per tutta la sua carriera rispetto alla Salernitana, probabilmente più.
Quindi banalmente, se tu vuoi mettere gli 11 migliori che hai a disposizione, poi è chiaro, si può ragionare su Politano Neres, lì è una questione, però se tu vuoi mettere gli 11 migliori ad oggi, probabilmente sono questi. E quindi se vuoi sfruttare la presenza di McTominay, non lo vuoi mettere sulla fascia come qualche cosa, qualche soluzione molto fantasiosa che non è proprio nelle sue corde, e su questo Conte ce l'aveva detto, ha detto io comunque vesto poi la squadra in base alle caratteristiche dei giocatori che ho e non costringo dei giocatori a fare delle cose perché voglio mettere un modulo specifico. Quindi vediamo se questo cambio è arrivato perché era la Juventus oppure perché hai messo al pari, e ci mette poco McTominay, degli altri. McTominay sai che è quello tra i più forti che hai e per sfruttarlo lo utilizzi sotto punta, scambi delle pedine, sposti tutto. Il 3, sì, si sposta tutto così, quindi si abbassa l'esterno sinistro. Vediamo per esempio se Spinazzola può fare il terzino sinistro per Conte oppure no, se lo vede più in avanti e non gli vede fare fase difensiva. Abbiamo partite per vederlo. Non possiamo saperlo già però con la prossima, con la Coppa Italia, perché può essere con la Coppa Italia si faranno dei discorsi diversi. Però Olivera voleva stoppare, l'ha detto Caprile, e se io sono d'accordo, sono d'accordissimo con Caprile, senza alcun dubbio. Se si vuole fare questo tipo di calcio, a prescindere dal modulo, non occorrerebbe maggiore qualità in quasi tutti i ruoli in modo da sfruttare meglio quelle poche occasioni che capitano? Sì, ma a prescindere questo era un tema all'inizio della stagione. Ecco perché, vedi, banalmente ti ho detto McTominay dentro perché ha più qualità e se capita un pallone spiovente prende la porta, magari se deve fare un tiro al volo di questa palla di nessuno che vaga così, ci metti McTominay dentro e Mazzocchi seconda linea. Quindi secondo me si sta andando verso questa direzione qua. Gilmour in Coppa Italia titolare secondo me è una buona idea. Ora non so se Lobo è stato tolto all'87esimo, ci sta, ecco, quello che non esce mai è chissà, però sta facendo rifiatare un pochino qualche minuto ogni tanto anche a Lobot, che secondo me non è una cattiva idea. Domenico, la caca sottotono, sono ottimista, scusatemi, ma non vedo l'ora di vedere Neres con Kvara, aspetto sempre questo momento e oggi mi è andata male. Sì, è chiaro, no? La fantasia, l'estro, il dribbling, i giocatori di estrema qualità, si parlava della qualità, è chiaro, vederli entrambi in campo, tanta roba, ti dà l'impressione sulla carta almeno che l'avversario deve stare un po' più attento se hai tu il pallino del gioco, però oggi non avevamo il pallino del gioco. Se andiamo a vedere un attimo le statistiche, vediamo un attimo proprio al volo il possesso palla, ecco, la Juve chiude 65 e noi 35, poi gli XG sono simili, 0,31 loro, 0,27 noi, gli XG sono simili alla fine di occasioni, però loro molto più possesso palla, quindi un po' è una scelta, secondo me, che Conte fa consapevole, e quando lasci agli avversari il pallino è chiaro che Neres e Kvara insieme forse sono un mezzo lusso che però pure io vorrei vedere in campo il più possibile. Quindi grazie Domenico. Siamo arrivati ai like quelli là che devono esserci, cioè 600? Fatemi sapere. Riporto le parole di Conte. Non abbiamo usato molto quando abbiamo avuto la possibilità che la Juve sia aperta e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Per Meret, problema a polpaccio. Buonasera amici, buonasera Valerio. Che voglio dire? McTominay è un mostro, 7 pieno in pagella, però anche la difesa si è comportata bene. Politano ha fatto una buona fase difensiva, per quello che ho potuto sentire, l'ho sentito per radio. E niente,
Forza Napoli, speriamo che possano fare sempre meglio, però magari con questo cambio modulo mi piace moltissimo, perché ci sono tutti gli effettivi, possono giocare chiunque, vedi anche il Follow queste cose, e poi non lo capita la Sì, anche Follow là è stata un'intuizione mia con i football. Vale, non ho letto da nessuna parte il tuo pensiero sull'improvviso annullare il chiudere le curve napoletane a 3 ore della partita. Caro Ludovico, non c'è stato proprio il tempo di farlo, cioè io sono rimasto al fatto che la trasferta era vietata per chi era così, poi c'è stato un episodio o un caso specifico dove hanno fatto un ricorso al TAR e nell'immediato il TAR ha accettato, quindi ha impugnato praticamente la decisione del CAR, ma questo non ha permesso a chi nel frattempo aveva annullato il viaggio e magari era partito con i rimborsi eccetera eccetera, improvvisamente allora si poteva andare, ma previo comunque un'impugnatura al TAR del Piemonte, non lo so come. Quindi si è creata comunque una confusione. Se alla fine scopriamo che è illegittima come decisione, si crea un precedente, la prossima volta tutti che vanno a impugnare, macello senza precedenti, che ancora quando la toppa è peggio del buco, perché vuol dire che anche sotto la partita, già l'hai fatto sotto la decisione di vietare la trasferta, hai fatto ancora più sotto che quelli no, potevano andare, quel caso specifico, e gli altri, quindi male, veramente male, malissimo. Allora, praticamente non si sono esposti, ma se il signore ha vinto il ricorso dal caro lo vinceranno anche loro, sta facendo pagare i danni dello Stato italiano purtroppo. Santissimo cielo, no, ma veramente una roba insormontabile. Ciao Valerio, 1-0 scialbo che induciva la sonnolenza profonda contro le loro riserve e i loro ragazzini, e come dicevo anche prima del gruppo, se Conte venisse a dire in conferenza sono andato lì solo ed esclusivamente per provare a prendermi il punto, ne apprezzerei l'onestà. Allora ragazzi, messaggio duro di Enzo, che lo dica o non lo dica noi lo vediamo, e quindi noi dobbiamo imparare come Conte comunica, lo stiamo imparando conferenza dopo conferenza, e quindi registriamo che a livello proprio di scelte di campo il Napoli è stato lì, ha aspettato un pochino, ha fatto quella partita in contrapposizione. Che lo dica o meno, poi alla fine noi sappiamo discernere se è una cosa per dare un messaggio ai propri giocatori o ai tifosi, o se è la verità dei fatti. E ringrazio sempre Valeria che dice ok, si doveva ripristinare il reparto difensivo, ma 45 minuti del secondo tempo di quasi catenaccio, non bellissimo, nota a margine, Kvara non va tolto, soprattutto se giochi una volta a settimana. E allora facciamo quest'altra riflessione, Valeria, che è vero che giochiamo una volta a settimana, ma non questa settimana qui. Quindi anche magari in previsione di una Coppa Italia, che in qualche modo, piaccia o non piaccia, sarà una finale, perché dentro fuori della Coppa Italia, che è l'unico sfogo che abbiamo, io spero e credo che Conte tenga molto in considerazione la competizione. Ed è vero che non abbiamo visto Caprile nemmeno nella prima partita di Coppa Italia, abbiamo visto Meretta, è buono è stato perché Meretta ha preso fiducia, coraggio con quei rigori, quindi si gioca anche la Coppa Italia col massimo possibile, non si farà probabilmente grande turnover, si ruoterà qualcuno in base ai test fisici secondo me, ma vediamo la sostituzione di Kvara forse anche in quest'ottica, gli togliamo qualche minuto dalle gambe, non le deve fare per forza tutte, e anche quando sta un pochino più così, anche per non deprimere quelli che stanno poi in panchina, perché tu, se Kvara non esce mai e diventa una regola, quello che è il vice Kvara o quello che potrebbe giocare in quella zona là, che fa? Si mette là ad aspettare un cartellino giallo in più, o si mette là magari nell'allenamento se arriva un infortunio? Non sarebbe il caso. E quindi secondo me è giusto che Conte non comunichi che nessuno, che tutti i titolari restano titolari e non vengono, no, possono essere tirati fuori, e quindi da questo punto di vista a me piace anche la sostituzione di Kvara. No, non lo vedo così,
non la vedo così, la vedo come è chiaro che non metto un'altra punta perché voglio mantenere quell'equilibrio che alla fine hai mantenuto, non abbiamo concesso tantissimo alla Juventus. Lo so ragazzi, ci dobbiamo abituare, è un calcio diverso. Io quando Conte, è arrivato Conte, dovevamo sapere che è così, perché è un calcio più pragmatico, un calcio meno fronzoli. I giocatori devono essere di qualità, ma poi devono essere giocatori che vanno ad impatto. Ci va meno ad impatto probabilmente Ngong, ci va meno ad impatto, lo rincorre l'avversario Raspadori, ma se una palla spiove il Raspadori può saltare quando vuole lui, ma Folorusso ci arriva e il Raspadori no. Quindi registro le vostre perplessità e la vostra delusione e sono con voi, però dobbiamo accettarlo, è la strada che abbiamo intrapreso e potrebbe toglierci qualche soddisfazione. Se poi state guardando all'obiettivo proprio finale, lo scudetto, perché proprio subito dobbiamo dimostrare che non è la stagione giusta, perché la stagione giusta tu vai a Torino, ti pigli il pallone, lo fai girare come vuoi tu finché non vinci e ti imposti e dici non c'è avversario che tenga, io sono più forte. Non è il momento ancora, cominciamo a fare il salto dall'anno scorso dove tutte le squadre, il Napoli entriamo come il bullo inoffensivi, ce la svanghiamo, invece quest'anno un pochino devi stare un po' più attento col Napoli, perché sennò se ti scopri può succedere qualcosa. Ci dobbiamo abituare. Mi rendo conto che non è facile. Buonasera a tutti, un bacione ai miei cipellini. Vale, volevo segnalarti una grande prestazione per me di Politano, perché ha corso diversi chilometri, ha salvato in diverse circostanze. A livello difensivo mi è piaciuto tantissimo, anche se è stato già detto. McTominay mi ricorda, volevo dirti questa cosa, McTominay mi ricorda molto Hamsik, fisicamente, per le movenze e anche per la grinta. Mi sembra un giocatore veramente che ricorda Hamsik in quel ruolo. Io sono estremamente ottimista perché ho visto... Non è che... sì, allora fisicamente a me mi ricorda De Bruyne. Fate quello che volete, clippate eccetera eccetera, non sto dicendo che McTominay è De Bruyne perché non ha quella tecnica nel toccare il pallone. C'è stato un momento in cui se n'è andato da solo e l'ultimo passaggio gli è venuto un po' lungo per Kvara, però fisicamente un po' rossiccio, un po' biondo, mi ricorda assai De Bruyne. È un giocatore che fa piacere, serviva un volto nuovo che avesse un impatto, anche un po' che accendesse un po' la fantasia dei tifosi. RC dice: Conte, col 3-5-2 ammazzerei troppi giocatori, mi adeguo. Vedi, ammazzi tutti quelli che devono essere quelle ali o quei trequartisti, vedi Kvara, perché se fai giocare Kvara, ok, poi dopo vicino a Lukaku e poi ti perdi a Neres, ti perdi a Politano, perché questo intende che Politano non gli può far fare tutta la fascia. Se poi dobbiamo fare tutta la fascia dobbiamo tornare a Mazzocchi. Invece probabilmente con lo sviluppo, quando tutti si mettono al paio, questa è una cosa che abbiamo detto, questa squadra si ritrova con tutte le coppie quando fa il 4-2-3-1, te li ritrovi con tutte le coppie e ci troviamo, anche se probabilmente non è uscita la coppia per Anghissà, perché McTominay non sta giocando al posto di Anghissà e nemmeno Folorusso, perché Anghissà probabilmente rappresenta per Conte un giocatore unico, mentre Gilmour può fare il vice Lobotka. Il vice di Anghissà non lo abbiamo ancora trovato. Anghissà, vuoi fare tutta la stagione alla grande come sappiamo che puoi fare? Speriamo, perché in questo momento se Anghissà, diciamolo sottovoce, perché se se ne accorge Anghissà è capace che se leva una di scarpe così. E invece con il 4 non devi avere i cursori che vanno fino in fondo eccetera eccetera, e c'hai tutte le coppie stabilite fino per tutti i ruoli. Gazzella. Conte o qualcos'altro, forse semplicemente la pessima stagione dell'anno scorso che ha abbassato di tanto le aspettative. Però vedo solamente che si è approcciato in questa partita in una maniera molto più matura. Non siamo arrivati là con l'idea, ci ammazzano là con l'idea, gli facciamo un mazzo così, dobbiamo dimostrare che siamo più forti, con tutto che eravamo davanti in classifica. Abbiamo fatto una partita ordinata, pulita, non abbiamo avuto tante occasioni. Io non ho contato neanche una parata di nessuno dei nostri portieri e
0-0 a Torino, alla Juve, va bene così, va benissimo così, partita tranquilla, siamo ancora davanti a loro in classifica e mi sembriamo una squadra che rispetto all'anno scorso di questi tempi con una solidità e una sicurezza nel giocare impensabile dopo così poco tempo, francamente. Valerio, ho detto pure io che quel ragazzo somigliava come De Bruyne. Hai visto? È il figlio di Daniele. Fisicamente sì. È chiaro, ci andrei cauto con l'affermare che McTominay non abbia molta tecnica, secondo me non ne ha da vendere. Dove ho detto che non ha molta tecnica? Ho detto che non ha la tecnica di De Bruyne. Questo me lo potete concedere perché pochi giocatori al mondo hanno la tecnica di De Bruyne. L'avete visto De Bruyne, no? Cioè che riesce a fare col pallone delle traiettorie che pochi al mondo, parliamo di Modric, parliamo di questi giocatori qua. Non ha la tecnica di De Bruyne, non ho detto che non abbia molta tecnica. E Antonio, ti sfrutto il tuo messaggio per ricordare a me stesso che molto spesso arrivano dei commenti, e non mi rivolgo a te perché poi stando in live uno si può confrontare, ma arrivano certe volte dei commenti sui miei video dicendo proprio cose che non ho mai detto in vita mia. Ma tu hai detto proprio no, proprio mai. E alle volte si parte da un presupposto mai detto per dire stai chi ne sbagli, perché è molto sfizioso essere online. È arrivato Daniele, mi è capitato, è troppo bello, troppo sfizioso, troppo dolce. Grazie mille ad entrambi. Rocco, Lobo, Frank, McTominay, non ci rendiamo conto forse neanche noi di che centrocampo è. 0-0 che aggiunge un tassello al puzzle più importante, la mentalità. Comunque, come diceva Gazzella Bella prima, bene il non andare con quella forza né con la paura proprio tutti dietrissimo a prendere le mazzate così, perché poi eravamo compatti dietro la palla, però non è che abbiamo subito un assalto dove tutte queste parate del portiere. Ecco, vedete com'è bello il calcio. Il portiere Meret migliore in campo col Cagliari 9 in pagella, senza voto il primo tempo, magari un 5,5 se proprio vogliamo essere pignoli, perché un po' una mezza incertezza, e poi Caprile una parata a terra ha dovuto fare centrale, nient'altro. Quindi vedete com'è strano poi il calcio. 4-0, migliore in campo Meret contro il Cagliari, non è migliore in campo Caprile alla fine con questa partita con la Juve, quindi senza quella cosa, il patè d'animo dell'andare lì, che la partita della vita. Vuoi vedere che stiamo diventando meno provinciali e che non ha importanza? Perché questa poi è la cosa così. Io vedo un ospite, eccolo qua, vediamo un pochino, perché poi è tanto tempo che non ci vediamo, con Guido Gentili. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Io non so qual è il senso della vita, sto ancora cercando di capirlo. L'importante è che ciascuno di noi nel nostro piccolo porti un plus valore agli altri, però ci sono delle persone che per la loro bellezza, talento, per la loro magia sicuramente hanno portato molto plus valore alla vita. E io vorrei fare gli auguri all'immensa Sofia Loren. E fa piacere. Io quando ho letto il tweet di De Laurentiis mi sono cacato sotto, perché di solito De Laurentiis è molto lesto con i tweet di condoglianze, e quando ho letto la cosa ho detto mamma mia, e invece erano di auguri che condividiamo. E a Cinecittà anche Sting, stiamo parlando di un'icona del secolo scorso e fortunatamente anche di questo secolo. Sì, ieri ha festeggiato 90 anni, anche se sono un piccolo uomo di cinema, consentitemi di unirmi a questi auguri. E pareggio fu questa partita tanto attesa, forse solo dall'Istituto Luce, una partita che secondo me però ci offre degli interessanti spunti di riflessione, a mio modesto avviso. Teoricamente io non dovrei essere qui perché sono presente solo per le sconfitte, ma ormai abbiamo appurato con la certezza che esistono i multiversi, perché a questo punto l'anno dello scudetto 91 punti e tutte le presenze ne sono solo immaginate nella mia testa, ma battute a parte,
0-0 abbiamo visto, Valerio, una squadra che è in un raggio e in un buono stato iniziale, è una squadra che è in convalescenza. Ora non sappiamo, io non so dirlo perché dovrei essere allenatore del Napoli, quanto lunga sarà questa convalescenza. Si spera, conoscendo Conte, il più breve possibile, ma è in convalescenza, occhio. È chiaro che ci scontriamo contro la massa dell'Istituto Luce che già ci vedeva campioni d'Italia, eccetera, ma il Napoli non lotterà per lo scudetto e non per pessimismo. Ho appena sentito Conte, anche lui ha sottolineato, io avevo già idea di inquadrarla come squadra in convalescenza e lui ha detto ci portiamo ancora le scorie dell'anno scorso. Non so quanto ci cambia qualcosa in campo Conte, non solo come disposizione tattica, anche come gli uomini, e ci scontriamo contro una squadra che è tostissima. La Juve è già molto inquadrata con la squadra di Motta e Napoli secondo me ha commesso un piccolo errore. Questa è una partita senza eccessi nel bene e nel male, cioè senza grandi errori e senza grandi coraggi da parte quella di aver accettato nel primo tempo una partita troppo sotto ritmo. Quando il Napoli giocava a un ritmo mediocre, neanche sopra il ritmo, qualcosa non usciva. L'importante era, sia per la Juve che il Napoli, poi entrare tra le rigne, qualcosa si è visto. Il Napoli ha peccato un po' di precipitazione e poi scarsa di personalità al tiro, perché ci sono state delle azioni dove ha avuto anche grande tempismo, e nel calcio il tempismo, cioè il break giusto per interrompere un'azione potenziale della Juve e partire con quell'azione, ma non sei arrivato al tiro, anche a volte con un 3 contro 3. È sbagliato perché tu devi comunque arrivare al tiro, anche un tiro che è una ciofeca, eccetera, devi chiuderlo all'azione. Questa, diciamo, è una pecca. Poi comunque non è facile segnare a questa Juve. Nel secondo tempo qualcosa si è visto, sempre molto poco, forse troppo rispetto del Napoli per questa Juve, perché il 18 passa, il 40 passa punti, il disastro dell'anno scorso pesano. Pensate voi che arrivi Conte e cancelli tutto come si faceva sulle lavagne, non funziona così. E poi quando avevamo arretrato un po' troppo il baricentro ci siamo ripresi, però anche lì è mancata. Prego Valerio. Intervento di Rocco. Chi se ne frega se facciamo più il bel calcio, siamo a 10 punti, l'anno scorso 8. Poi se questa Juve è competitiva lo siamo anche noi. No, la Juve è molto più avanti di noi, Valerio. Cioè, gli manca, chiaramente è una Juve che ora come ora, questa Juve non può competere per lo scudetto. Cioè l'Inter lo può solo perdere, buttare via. Uscirà fuori l'Inter ha dimostrato anche in Europa. Poi loro hanno anche questa possibilità di dimostrare con l'Europa a che livello stanno. Se poi vogliamo, oggi siamo abbastanza seri, Valerio ha poco tempo, io ho poco tempo, se vogliamo fare i buffoni dell'istituto facciamolo, ma no ragazzi, un po' di calma. Però è un pareggio che fa meglio al Napoli che la Juve, perché il Napoli è una squadra da ricostruire da tutti i punti di vista, anche delle certezze, dell'autostima e del coraggio. Deve togliersi di dosso questa paura, eccetera. È il primo pareggio, la seconda volta che Napoli non segna dopo la prima scellerata partita. La Juve no, è il terzo pareggio, il secondo in casa con una big la Roma, un'altra big decaduta, come stanno. La Juve è la prima antagonista dell'Inter. E queste frenate, è vero che è una classifica un po' strana e corta, dove vede tutti i punti possibili, dall'1 all'11, eccetera, è una cosa abbastanza insolita. E tra l'altro tu ti sei tolto ormai la sfida allo stadium, dove spesso e volentieri le abbiamo prese, quindi noi non andremo più a giocare a Torino. La Juve può solo migliorare, anche il Napoli, però è un pareggio, non ai punti, si poteva fare un po' meglio il Juve, è un pareggio, è vero che sono 2 punti persi, però è un pareggio che rallenta un po' il processo. Prego, scusa Valerio. No, era l'addetto stampa che ti chiedeva, questo pareggio è un -2 vista la sconfitta col Verona, un +1 perché si poteva perdere stasera. Subito. Quindi questo, non vedere sulla prestazione, poi fare l'analisi tattica. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi che portano più valore al canale. Alcuni poi i complimenti glieli faccio in privato, però volevo estenderli pubblicamente. State facendo un lavoro fantastico che va al di là di qualunque pazzesca rosa aspettativa, per qualità, per costanza, per passione, per attenzione. Complimenti vivissimi.
Dicevo, è un pareggio che rallenta un po' il processo, perché la Juve deve essere antagonista dell'Inter, il Napoli no, il Napoli deve, per me deve fare quinto, poi se arriva nelle prime 4 sono contentissimo, ma quinto io non la vedrei come una sconfitta, perché passare dal 10° posto al 5° posto è già riguadagnato 5 caselle, 5 posizioni. No, secondo me fai bene a dire questa cosa, perché si sta passando questa cosa, anche Motta ha cercato di fare, loro hanno speso quindi devono lottare, ma è una pressione che non ci meritiamo. Un mercato molto in ritardo, e pagherai questa cosa con partite strane dove dici perché abbiamo perso dei punti lì, perché c'è bisogno di tempo, di meccanismi. Io volevo lanciare un gioco, già una volta lo dissi, chiaramente è un gioco, non c'è nessuna pretesa scientifica. Se dividiamo a 5-5-5-4 in segmenti di campionato, importante in questi segmenti di 5 fare 10 punti, 10 e 9, insomma fare 39 e il giro di ritorno 40, 79 punti, sempre si è andati in Champions, anche quando la Champions è stata molto alta. Quindi in una nuova bilancio classifica guido, questo mini torneo di 5 partite, siamo in perfetta media classifica. Potevamo andare un po' più, quindi per quanto riguarda il campionato che deve fare il Napoli, 10 ogni 5. 10 ogni 5. Questo è un pareggio utile a riacquistare autostima, è utile se non ricadi nel tranello della presunzione. Siamo tornati quelli grandi, è successo niente, non ci uccide nessuno. Se la vedi come un battoncino Lego da 6 e la Juve ne ha messo uno da 4, è importante, perché non sempre i pareggi come l'anno scorso misero veramente in sala mensa, povero Gassia, sono delle sconfitte. Dipende in che momento del campionato vengono, con che squadra vengono, da tanti parametri. Noi siamo una squadra in convalescenza e, conoscendo la scarsa pazienza, lo dice lui, di Conte, noi speriamo che sia una convalescenza rapida, indolore, e con questi 5-5-5-4 ogni volta saranno molto importanti le prossime 2 partite. Vediamo se la squadra ha continuità. Perché nel frattempo abbiamo messo uno dei tasselli che l'anno scorso non riuscivamo, cioè le 3 vittorie consecutive. Sì. E già quello è una cosa. Guido, come hai visto questa azione di gioco, il presunto retropassaggio di Olivera con Caprile? Per me è una giocata, non gliela voleva dare a Caprile. Come l'hai visto? Secondo me, però diciamo, possiamo dire che è stato uno dei Napoli Juventus più soporiferi da tutti i punti di vista. Abbiamo subito, cioè, storicamente qua non siamo né Valerio né io dei lamentosi. Abbiamo instaurato un modo diverso di raccontare, di vivere il calcio, quindi storicamente abbiamo dovuto subire cose che altro che Blade Runner, ragazzi, anzi qualcuno potrebbe accusare la sponda juventina di averci creduto poco. È stata una Juve anche loro prudente, un solo giallo che ci stava, sinceramente trovare il pelo dell'uovo, ma non perché devo dire, diciamo, una partita che non ha dato particolari problemi dal punto di vista del viaggio. Poi troveranno quelli di Tutto Sport eccetera eccetera, che lì ha sfiorato l'unghia eccetera. Mi sembra poca roba. La Juve è solida molto, e quando sistemi la difesa sta già in un buon punto, no? Però è un po' macchinosa in avanti, e quindi questa cosa, sistemare la difesa non è un elemento trascurabile. Io mi accorsi quando Inzaghino stava incominciando a sistemare la difesa, quindi preso per folle, e vedi l'anno scorso e quest'anno, tra l'altro prendersi complimenti da Guardiola non è da poco, però gli manca parecchio ancora lo spunto per essere una squadra aggressiva per il campionato. Noi siamo in convalescenza, possiamo migliorare, questa è la cosa buona, in tutti i reparti, e questo è un fatto positivo, cioè noi abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo capire se ci riusciamo, in quanto tempo ci riusciamo, e se ci sarà omogeneità o se ci saranno un reparto, no, non è un Frankenstein, certamente il Napoli che trascina meglio gli altri, però dopo il disastro della prima giornata, io ormai abbiamo abbandonato anche
solo per di divertimento, cadere in tranelli, vergognare, non l'abbiamo mai fatto. Era una brutta partita, un brutto risultato quello a Verona, una partita che era molto dedicata, io ve lo scrissi, non c'ero con voi in privato, ma quella vittoria col Parma è stata importante, molto importante, anche se non era una partita di cartello. La squadra si sta inquadrando e sta incominciando a riprendere una certa solidità. Il percorso speriamo che sia breve ma qualitativo. Bisogna avere pazienza. Noi non siamo la squadra che lotterà per lo scudetto. D'altronde anche al primo anno uno potrebbe dire però l'Inter è arrivato a un punto della Juve, doveva trovare degli ingranaggi. Lukaku è ancora fuori forma, d'altronde l'ha detto anche Conte, non lo nascondiamo, i giocatori tra l'altro così muscolosi, così alti, non brevilini, non piccoletti, ci mettono più tempo, perché qualunque persona che fa sport ad alti livelli conosce regole anche basilari. Se accettiamo l'idea di goderci questo campionato come una sorta di rompiscatole outsider, che può essere la squadra che ti fa perdere dei punti preziosi, ci possiamo rirestare, divertire e anche vedere. Valerio l'anno scorso insisteva molto su questo punto che sto per dire, no? Vediamo anche un sistema di gioco diverso, un approccio diverso. Ma infatti io mi sto divertendo, cioè era una partita decisamente noiosa, però almeno mi stavo guardando il nuovo modo di uno che gioca sempre a 3, come ci ha messi a 4 oggi, tutti i movimenti che faceva Motta con i terzini all'interno. Io ci trovo la soddisfazione, cioè mi sono divertito così. Poi è chiaro, senza tante parate del portiere, senza beccare la porta, è meno spettacolare. Antonio dice: io non concordo assolutamente, il Napoli lotterà per lo scudetto, Guido è troppo pessimista. E Andrea dice: per come è andato l'anno scorso, più che puntare allo scudetto dovremmo sudare partita per partita e sperare che il risultato venga da sé. No, rispetto il messaggio di Antonio, ma giustamente che io non conosco insomma come fatti in viso, credo che sia difficile per qualunque persona che mi conosca dal vivo poter accettare. Se io dicessi sai, ieri una persona mi ha dato il pessimista, le persone che mi conoscono si faranno delle risate. Sì, perché, il problema è che purtroppo sono vecchietto, vedete la barba bianca, ho visto tanto calcio, mi piace molto lo sport, tutto il calcio, non come è gestito. Mi piace molto Valerio, quello che sta costruendo, che è uno spazio libero e non intellettualmente onesto, è cosa libero, è diverso. Sì, è una sfumatura, però guardate, io in privato vi racconto un fatto, no? Ma per divertimento con gli amici di Valerio ho detto: quanto mi quotate il fatto che ci sarà l'inibizione ai tifosi napoletani? No, ragazzi, per me è come leggere la Lavagna e sta scritto mercoledì, e mercoledì non so perché gli altri leggono un altro giorno, mercoledì. Che è sempre martedì. Per me, dice anche Mike, questo è un tema che a me era molto caro, non è un discorso di vincere lo scudetto per forza. Per me il Napoli se lo giocherà mal che vada, come è sempre stato, rientri in Champions. Cioè quando il Napoli lotta per le zone più alte è lì che rientra in Champions. Quando il Napoli lotta punto a punto per la Champions spesso ci infogniamo. Questo ce lo siamo detti varie volte. Io spero che la squadra abbia recepito, oltre che un messaggio, subito una sorta di anima. Io non so se Conte è più affamato di vittorie o si incacchia, ma di brutto per le sconfitte. Certo, Conte non è uno che le lascia passare non facilmente, non difficilmente, cioè uno che ci soffre ancora molto. Tra l'altro il suo esordio non era mai successo che lui alla prima partita di una squadra che allena perdesse, perde a Verona 3-0, non è propriamente un Verona scintillante per ora. Non devono essere stati 5 minuti facili, ma non è tanto l'eventuale sparata, cacchiata, eccetera, è proprio respirare quest'aria di un allenatore che ha sì fame di vittoria, scusate, ma anche proprio, cioè, Conte stava stravincendo con la Juve, pareggiò col Verona, il giorno dopo allenamento alle 6 del mattino, cioè, quindi intanto hai visto un cambio di passo. Mi sa, magari la squadra ha recepito questo messaggio, non le vincerà tutte, ma magari, no?
Però io ho detto, preferisco vederla così, cioè una squadra che può essere una meravigliosa rompiscatole, outsider, preferisco che faccia 79 punti e poi i prossimi 2 anni veramente competi, che la gente si fa dei sogni. Certe cose le pagano, lo sta dicendo anche Conte, e noi per esempio il fatto che ci sono arrivati molti giocatori all'ultimo giorno di mercato avranno bisogno di... Cioè, chi di voi avrebbe detto che a Verona prendevamo 3 gol e tutto sommato uscivi senza soffrire a Torino con una Juve che comunque i mezzi stampa in queste settimane l'hanno molto esaltata, forse troppo. Ma senza dubbio. E poi se facciamo il paragone con la vittoria roboante contro il Cagliari, lì abbiamo sofferto parecchio, tanto è vero che le parate di Meret, quindi è proprio... Io vedo un mattoncino Lego più grosso messo sulla base di quello che ha messo la Juve, che è più avanti di noi e deve fare un altro campionato. Quindi questo mattoncino non solo è da 6, quello della Juve è da 4, ma ha un peso specifico, pur dovendo fare un campionato diverso. Secondo me oggi pesa un po' di più. Se noi non cadiamo come questi, lo ripeto, alcuni amici nella presunzione, ma buono, possiamo lavorare concentrati, ma cominciamo ad avere delle consapevolezze che siamo una squadra pure noi tosta e non è facile farci gol e non ci entrano tutte le squadre della Serie A. Esattamente. Voglio salutare Adelante Napoli, soddisfatto del punto di non aver fatto stupidaggini nelle chiusure alte, sorprendentemente contentissimo. Un saluto desde Madrid. E qualcuno l'ha capito quello che era il tuo termine convalescenza che hai utilizzato qui, del perfetto, sono d'accordo, dobbiamo riprenderci con calma ed intelligenza, se poi la guarigione avviene in anticipo tanto meglio. Infatti convalescenza, non malati. No, ma poi diciamo rimettiamo l'italiano al centro della chiesa e del paese. Una cosa però il Signore ha apprezzato. Una cosa però mi chiedo, dove e quando si vedrà la cattiveria agonistica delle squadre contiane, o non si vedrà mai? Può darsi che non ne avremo bisogno, che saremo talmente scintillanti, perché questi sono quei luoghi comuni. Ti ricordi l'Istituto Luce che ci accompagnò con Kim, altro che la BBC, Bonucci, eccetera, eccetera? Non ne avremo bisogno, una squadra correttissima. Eccetera. Già, i criminali che dovevano essere Oliveira, Kim... Conte in conferenza, io non sono sparito con voi, tanto lavoro da fare, anche sbagliando a volte, cioè è stato forse anche ossessivo come me stesso quello che ho fatto, però non solo col pensiero, so che Valerio vi ha sempre fatto arrivare i miei saluti perché poi mi recuperavo di notte, cioè, però mi sono visto e mi è piaciuto, mi sembra un Conte, non è fatto di essere concentrato, che ha capito delle dinamiche. Lo vedo già stanco, nel senso positivo, nel senso che il Napoli logora, capirà subito che la panchina del Napoli non è prestigiosa come là, ma logora come quella della Roma, della Juve, dell'Inter, il Milan messi insieme. Però mi sembra molto lucido. Poi ogni allenatore non solo ha un suo italiano, ha la sua filosofia di vita, di gioco, eccetera, però mi sembra che ha le idee chiare. E io spero appunto che non ne abbia bisogno, cioè che il Napoli abbia una incisività di calcio che si fermi molto prima di questa cattiveria, perché comunque riesce a colmare questo gap con una certa qualità. Noi non so perché dobbiamo avere non la pazienza, il gusto di goderci il campionato ancora lungo. Qua si vuole tutto e subito. Tra l'altro un campionato che per noi sarà particolarmente lungo, perché non abbiamo manco le coppe che danno il cambio di ritmo, no? Studiamo questo avversario, il fascino dell'Europa, quindi insomma calma, ma questo è, insomma, sono gli effetti di un certo martellamento sclerotico che ormai accompagna il calcio, che ovviamente non riguarda te. Francesco ti dà il bentornato e dice che oggi ha incontrato Paolo Sorrentino. E quindi è un passaggio che voleva condividere con te. E facciamo un passaggio, quindi usciamo un attimo dalla situazione Napoli, perché mi sei mancato e ci sei mancato, e quindi sfioriamo anche quelle che sono un attimo le altre squadre. L'Inter si è inquadrata da sola, la Juventus l'abbiamo vista. Vicenda De Rossi e quello che ne sarà di Fonseca, cioè due squadre, la Roma e il Milan, che sembrano un pochino in turmoil, non si capisce bene a livello societario se stanno scricchiolando oppure no.
Guarda, Valerio, questa è una domanda intelligente e tosta. Me la potrei cavare svicolando oppure entrando con serenità. Io non entro mai in gamba tesa. Cioè. Io comincio sempre più a pensare che stiamo vivendo un momento molto brutto del calcio, dato da tutta una serie di debolezze. Per esempio, paradossalmente, anche società grosse, importanti, 7 Champions League come il Milan, cominciano a dimostrare delle debolezze assurde. Perché quando hai una stampa in generale, no? Non parlo calcisticamente parlando, vedi quello che abbiamo dovuto subire per vaccini, cioè, così, come voglio essere buono, non divaga, perché dovremmo dire altre cose, no? Altro che Video Kill di Radio Star o il fine del quarto potere, cioè, però è un discorso serio da fare. Non hai un giornalismo sportivo che non hai Brera, eccetera, così, eppure è così influente, non dal punto di vista culturale e calcista, dal punto di vista della pressione, secondo me prima di tutto perché hai delle società molto deboli, perché non è possibile che degli allenatori comunque che arrivano in Serie A, che parlano 3-4 lingue, io ho sentito anche qualche illustre collega che Fonseca è un cretino, e ci siamo al solito fatto, con quello incredibile, 2-3 partite, se avessimo dovuto sentire il 99,99% degli interisti, e io non sono interista, e disse attenzione Inzaghi sarebbe stato esonerato non so quante volte, ha vinto lo scudetto, è andato in finale di Champions League, e uno dovrebbe chiederlo, caro collega, ma tu volevi la testa di Inzaghi? Cioè, capisco dopo 10 giornate. A noi egoisticamente, andando alla Roma, vediamole tutte e due, potrebbe far comodo, perché di nuovo una situazione sclerotica, ondivaga, molto confusa, molto confusa. Tra l'altro il ragazzo è molto giovane, nel senso si deve ancora fare come allenatore, ma appunto tu lo dovresti trattare come un allenatore giovane e ha un suo percorso da fare, e poi ci lamentiamo che prendiamo i vecchi, cioè tutto molto confuso. E ci siamo delle persone che sembrano contare più delle società, ma le società subiscono questa pressione. Stesso discorso al Milan, tu sei il Milan, 7 Champions League, 19 scudetti, non sei proprio l'ultima arrivata, comunque hai preso un allenatore che ha fatto la Serie A, ha fatto Serie A in altre nazioni, non sarà Ancelotti, ma Ancelotti è uno, e prima ancora che allenasse una partita del ritiro già non era buono, poi si è inciampato delle partite. Io non credo che si costruisca un gran calcio, una gran società quando tu cambi continuamente. D'altronde trovatemi una società che cambia continuamente e dice vedi ha vinto costante. No, però secondo me non è solo un discorso della singola squadra, è proprio un sistema che sta avendo molta debolezza, è molto nevrotico, insegue dei tempi che non portano a nulla, non devi essere Ferguson o Wenger che sono stati 20 anni su una panchina, eccetera, o il caso ormai unico e più raro, quello dell'Atalanta in Italia. Non dico 3 anni, 1 anno e mezzo, ma qua manco 2 panchine li fai fare, cioè messo in discussione, cioè non parliamo manco di mezzo campionato. Secondo me è un discorso molto più generale. La Roma è più delicato come società, anche perché Mourinho ne ha fatto arrivare 2 finali, è molto grave, perché se un Milan già subisce questa pressione mediatica, e non siamo a una pressione mediatica della prima firma del New York Times, Washington Post, eccetera, allora significa che c'è un problema. D'altronde in Europa vedremo quello che faremo quest'anno. Questo può essere un vantaggio ovviamente per l'Inter, che non ha cambiato, che ha Marotta, eccetera, e per chi partiva molto indietro, visto che Napoli ha parecchio da recuperare, perché se gli altri che erano avanti si stanno creando qualche problema, intanto non è che le recuperi subito, però un po' potresti accorciare. Questo è probabilmente sbagliato come analisi, però è la mia analisi libera. Fammi rispondere un attimo a Giovanni. Il PSG cambia sempre vincendo, ma vince in Ligue 1. Il PSG cambia sempre. In Italia, mi hai fatto la domanda in Italia, però. No, ma a parte questo, ma non calza nemmeno il paragone, perché comunque vincono il campionato francese, loro si confrontano con la Champions League e puntualmente non ce la fanno, con quello che spendono di ingaggi e di cose. Forse infatti anche il PSG sta andando in quest'altra direzione, cioè anche di essere meno sclerotici e di cambiarne di meno. Se restano con Luis Enrique per un po' di tempo e stanno capendo meno figurine, più giocatori organizzati funzionali, potrebbero anche loro arrivare. Però stiamo parlando di una squadra che in Francia è destinata a vincere sempre, a meno che
non steccano completamente, e in Europa ti devi sempre confrontare con quelle 4-5 che arrivano sempre alla fine, e poi veramente alle volte è questione di centimetri che una palla esce, perché l'ha detto Guardiola, e se ascoltiamo Guardiola dice: io ho sofferto di più la finale che ho vinto che non questo pareggio che ho fatto con l'Inter. Sì, però non è proprio paragonabile, è proprio un caso unico, perché la forza economica del PSG è proprio fuori quota rispetto a... Infatti tant'è vero che prima che cambiasse proprietà aveva vinto solo 2 scudetti, e non era una squadra di punta, pur essendo la squadra di Parigi, che è insomma una delle capitali storiche europee. Non possiamo fare confronti tra insiemi disomogenei. Qua la domanda era sul campionato italiano, in particolare Roma e Milan. Se uno dice analizziamo il campionato francese, analizziamo il campionato francese. Mi sembra, nel senso, portare l'acqua al proprio mulino in maniera un po' forzata. Tra l'altro sta perdendo poi Sanchez. Ok, abbiamo pareggiato una partita brutta, ma quest'anno ad ogni partita finita mi viene voglia di vedere subito la prossima. Questo è già un cambio di approccio al campionato, che l'anno scorso erano veramente toste le partite una dietro l'altra. Pasquale dice: buonasera Valerio, buonasera Guido, per ciò che riguarda la vicenda afferente l'interruzione del minuto, a un certo punto sono partiti dei fischi durante il minuto di silenzio per Schillaci. Si è capito che è successo, perché se è stato interrotto, sono partiti dei fischi? Non lo so, c'è molto da lavorare nel sistema calcio. Ricordiamoci gli anni del Covid, gli insulti, sono cose molto tristi, perché di fronte alla morte anche insomma di personaggi discussi servirebbe un minimo di decenza e di galanteria. Nel caso di Schillaci, quando muore uno sportivo è sempre molto triste, quando muore uno sportivo giovane è doppiamente triste. 59 anni per lo sportivo fa male, quindi noi in realtà abbiamo apprezzato tutti, io pure nella mia piccola stanzetta, l'omaggio musicale raffinato e delicato. Io, se avessi dovuto scegliere una sola parola, delicato, di Valerio, e quello conta, l'omaggio del canale di Valerio. Tutto il resto scusami, sì, Allegri 5. sono io infelice, perché se Giovanni la Juve ha cambiato, stiamo parlando di 2 allenatori, Allegri e Conte, proprio stai dando ragione che il meno si cambia e più si vince, amico mio. Con chi abbiamo a che fare? Perché purtroppo noi vediamo il 9, ma non sappiamo l'età, l'analisi, lo sviluppo. Va bene, andiamo avanti. Tra l'altro, quando è cominciato a cambiare Pirlo, cose, eccetera, Sarri che ha vinto un anno cambiato e sono andati con Pirlo. Vabbè. Col cambio modulo nelle gerarchie di Conte, quale ruolo potrà ritagliarsi Raspadori, o Jack si avvia a restare ai margini come Ngong? Questa è una delle cose invece belle, senza far polemiche sul fatto di cambiare. Oh, ragazzi, che ci sia confusione, maretta e incertezza nell'ambiente Roma e Milan non lo deve dire Valerio, non devo dire io. Praticamente pare che, chiudendo questo discorso e tornando invece a questa bella domanda, che Fonseca gli stanno dando le forse non arriva al derby, cioè quando tu avrai tutta questa pressione, come non è un top allenatore, vabbè, comunque diciamo viviamo nel multiverso. Questa è una cosa interessante. Mi sembra che fra un po' c'è anche la partita di Coppa Italia col Palermo, quindi una dei pochi infrasettimanali. Vediamo, sì, pare, poi bisognerà capire l'entità. Si spera il più lieve possibile dell'infortunio, pare, quindi non sono ancora rumors, l'infortunio muscolare di Meret, perché molto probabilmente quello che è nel 26, no? Gioca, penso che non rischierà Meret, anche se dovesse essere rientrato, anzi, maggior ragione, così fai mettere un po' di minuti, anche se non è un giocatore di movimento il portiere. E dobbiamo vedere adesso come inserisce, in che modalità, in che quantità, in che momenti delle partite, che poi ci sono sempre gli avversari. Sono tutte cose che ragazzi, sono solo 5 partite, una di Coppa Italia piuttosto complicata, no? Quello 0-0 col Modena. Io di solito comincio a fare dei calcoli più precisi alla 12ª, siamo alla 5ª. Per vedere come gioca il Napoli
abbiamo incominciato a capire delle cose, d'altronde è proprio come quello che ci aspettavamo da Conte e lo sta dimostrando, no? Una certa solidità, tranne insomma la sbandata della prima giornata. Vediamo, non abbiamo uno storico per dire farà così. Certo è un ragazzo sia per quello che è stato pagato, non è il più grande giocatore di tutti i tempi, però ha delle qualità, è un ragazzo che a noi servono. Quando io vi dicevo serve inserire almeno un centrocampista, e ci siamo trovati Elba, un giocatore come Raspadori a noi serve inserirlo, perché non abbiamo la rosa del City che ci possiamo permettere di tenere in Naftarina 5 giocatori. A noi serve un giocatore di reparto come subentrato che dia affidabilità. Se sono 2 anche meglio, no? Quindi fatemi vedere 4-5 partite in più dopo questa, no? Altrimenti buttiamo numeri come l'Istituto Luce, che poi di solito sbaglia con i numeri. No, perché poi dobbiamo veramente capire se questo cambio di modulo è stato per questa partita o se lo porta dietro, perché se se lo porta dietro guadagna probabilmente più minutaggio Foloruscio e ne perde qualcuno in più Raspadori, perché Simeone lo sta utilizzando. Hai notato che ha costretto un po' la Juve, poi non so se per bravura del Napoli, per poca fantasia della Juve, poi queste cose non sono certe nel calcio, a fare spesso sempre la stessa giocata nel primo tempo, no? Sul lato corto, questo perché con il quarto difensore gli è dato meno ampiezza di campo. I terzini più bloccati e quindi loro non avevano... Anche quando non è stato così rapido nello scalare e c'era più campo libero, chiamiamolo calcisticamente, mutando il termine di un altro sport, nel lato debole, no? Dal basket, però lo stesso non gli è concesso quella pericolosità e profondità. Dobbiamo capire, come ha detto Valerio, è stata un'attenta mossa tattica, perché comunque tu ragioni anche in funzione dell'avversario, non solo in funzione delle tue qualità, e non solo non c'è niente di male ragionare così, ma dimostra intelligenza tattica. O se si stanno cominciando a fare delle valutazioni, ho detto io così però sto perdendo, e come fece Spalletti, ha detto la coperta, nessuna squadra è perfetta in tutti i reparti, si tratta di capire qual è la situazione che riduce i tuoi difetti e quindi è come la scelta di Buongiorno Braccetto, no? Perché io perdo quella che era l'idea magari iniziale, cioè Buongiorno al centro della difesa, però recupero Rachmani e non devo inventarmi Olivera Braccetto, che forse non convinceva al 100%. Sì, infatti un paio di azioni un po' alla Jalap, quelle cose che vediamo un po' confuse. Una cosa che è piaciuta è una certa pulizia, una cosa che non mi è piaciuta è una certa frenesia. A volte abbiamo fatto degli appoggi stupidi e quello ci ha evitato per noi un'area di partenza pulita, una certa velocità di gioco. Sono cose da migliorare, no? A volte gratuitamente. A un certo punto il Napoli aveva ripreso il pallino del gioco, parlo per esempio nel secondo tempo, dopo che era stato un po' lento, bel break, tu c'hai la Juve messa male e dai un passaggio all'unico giocatore della Juve che fa un 1 contro 3, si prende l'angolo, era verso la fine della partita, è interrotto, non era un pressing asfissiante del Napoli, non era un'azione tambureggiante, però avevi ripreso il pallino del gioco e piano piano stai facendo occasione. C'è tanto da migliorare, da lavorare. Io sono sereno, curioso e paziente, però il mio carattere, capisco che le persone vogliono io partirei da questi 10 punti dei famosi primi 5 step di Guido. Importante farne almeno altri 10 nel secondo step, questo è fondamentale, cominciamo a mettere delle certezze. Allora, in un multiuniverso che non conoscevamo di vivere, il Galatasaray vince con golasso di Ciro Mertens su assist di Osi. Fenerbahce Galatasaray, quindi con Mourinho dall'altra parte, 1-3, partita che può anche decidere, perché poi la Turchia... E noi dobbiamo, io lo sto ripetendo, Guido a menadito, che dobbiamo tifare per Osimhen, perché questo qua torna e quindi dobbiamo ritrovare la situazione dove qualcuno lo deve comprare e ci deve puntare. Magari lo stesso Galatasaray, non lo sappiamo, però è prestito secco e quindi torna da noi. Nel frattempo gol di Torcu per il due Lecce. cose, una bella e una aperta. La prima,
francamente Dries Mertens è andato al di là di qualunque mio sogno immaginabile. È un giocatore su cui io mi sbilanciai, no? nell'addio a Napoli. Cioè, ormai non provo più tristezza nel vederlo segnare, vedere un'altra squadra, perché si trasmette tanta gioia di vivere nel calcio come fuori il calcio. Nelle ultime interviste, cioè che lui proprio da un lato si sta godendo l'ultimo anno, lui aveva detto che era vecchio, era stanco, era lento, e io ho detto non ci credo, ho avuto ragione io, mi dispiace quelli che dicono pessimista, e lì era lui che aveva detto che smetteva, però dice no, voglio godermi Napoli, questo ragazzo mi trasmette gioia, e le persone che ti trasmettono gioia di vivere dobbiamo ringraziare. Sono contento ogni gol che fa, sarei stato molto più contento di vedere 150, 151, 152, non è stato possibile, è inutile piangere sul latte che non abbiamo manco potuto versare perché per ovvie ragioni. Osimhen, Valerio, l'Istituto Luce ha detto che Manna è stato il miglior mercato di tutta la Serie A. Noi viviamo in un multiverso, ho detto comprare con i soldi siamo bravi tutti. Napoli ha venduto, se non sbaglio, un solo giocatore, Ostico, tutti prestiti, tra l'altro alcuni senza nessun obbligo di riscatto. L'operazione Osimhen, qualcuno potrebbe dire Guido sei stato come sempre troppo ottimista, perché tu avevi detto che sarebbe stata lunga, macchinosa, non propriamente lineare, invece è stata disastrosa. Alla fine prestito senza diritto di riscatto, e forse paghiamo una parte dello stipendio perché non si è capito. Noi dobbiamo tifare, chiaramente, se tifiamo per il Napoli, per il bilancio del Napoli, che lui sia un'ira di Dio. È ovvio che casomai anche a 50 milioni riesci a venderlo, ma non solo lui, perché abbiamo Limstrom, abbiamo Nathan, abbiamo Gaetano, eccetera, eccetera, Caius, tutti prestiti. Quindi Valerio ha ragione. Nel multiverso dove viviamo Valerio e io, ha ragione lui. Nell'altro universo, quello dell'Istituto Luce, noi diciamo stupidaggini e non lo so. Allora, considerando i comprimari d'attacco delle prime squadre d'Italia, Kvara, Ildiz, Leao, Lukman, Thuram, Dybala, Zaccagni, classifica per caratteristiche tecniche attitudinali future star. Abbi i tuoi preferiti? Ma è un discorso sulla carta che possiamo fare per divertirci, no? Noi sappiamo che sulla carta Dybala è un giocatore forse che ha più talento, anche più di Leao. Bisogna vedere, Thuram si è inserito molto bene, Kvara è un po' troppo criticato. Oggi Kvara poteva far meglio, nel senso che a volte non capisco perché non è andato al tiro, lui ce l'ha. Atteso troppo, anche Zambo che si era liberato, ha lasciato in terra, poteva tirare, urlato, la sentirai domani in reaction, ho urlato là, tira due volte, stai al centro della lulletta nell'area di rigore, quindi hai tutto lo specchio, hai messo a terra un difensore, anche se fai una ciabattata comunque hai tutto lo specchio della porta. La posizione migliore di quella non c'è nel calcio, quando hai quindi sei d'accordo con me, purtroppo. No, è là, perché poi lo vedremo con le percentuali che tanto piacciono a tutti. Secondo me là il tiro aveva una percentuale più alta. Leao lo conosciamo, no? Grande tecnica, grande velocità. Fortunatamente Zambo, facendo un parallelo, quest'anno sembra che ha capito che deve giocare, e io spero che stia crescendo, e quindi niente pantofole. Leao è un altro che a volte manco le pantofole si vuole mettere, eccetera. Quindi, sono cresciuti i capelli. Dybala ha perso 2 comprimari non da poco, tra cui Lukaku, quindi puoi vederlo come giocatori, e chiaramente se uno dovesse scegliere, sarà una coppia Dybala-Kvara con una bella punta interessante. Zaccagni forse un po' inferiore rispetto, e vediamo questo come si pronuncia, Valerio, perché non vorrei fare la pronuncia tutti dicono Ildiz, non lo so se c'è Ildiz, diciamo è una pagina da scoprire, eccetera. Come Lukman è forte, l'anno scorso ha fatto bene. Ora bisogna vedere quando tu ti devi confermare, come è stato difficile per l'anno scorso Kvara. Però c'è anche da dire che mancano dei nomi a questi, nomi che abbiamo perso per altri campionati, e questo va sempre rimarcato, non solo Osi. Pensare è andato alla Juve, è andato lì, quel giocatore del Bologna è andato in Premier. Dobbiamo tornare di nuovo. Cavolo, questo è
Per uno che uno viene dalla Premier, che è McTominay, che impressione ti ha fatto? Mi sembra che oggi ha avuto una bella gamba, non so se è quello che può dare o può avere più coraggio, usare di più, ma si è inserito bene, con ordine, molto meglio di come purtroppo si è inserito. Vi ricordate che Justa è nata l'anno scorso, no? Le prime partite. Partita dire dignitosa, poi sembra che sono tirchio, no? Una partita che mi dà speranza. Anche lì è una, ragazzi, 90 minuti, cioè già neanche, diciamo, però io spero che trovi sempre più personalità, perché ho l'impressione che qualche colpo in più ce l'abbia, no? Oggi si è mosso con un paio di occasioni anche con eleganza, e non solo questo fatto di 195 centimetri, però non ha subito una pressione psicologica o non si è nascosto, no? Dice il cane bagnato con la codina, quindi bene, però insomma, ragazzi, manco un campionato, non un campionato, una partita, però bene, cioè, poi tra l'altro, ripeto, una partita molto onesta quella del Napoli oggi, perché rispetto a altre volte tu non hai sofferto tanto, vedi, qualcuno accusa che non sei stato cattivo, io dico non hai avuto bisogno di prendere ammonizioni, di dare foga eccessiva. Io sono contento della partita di oggi, altro che pessimista, purché non sia una partita presuntuosa, cioè che la vivi in maniera presuntuosa, lì torni a fare passi indietro. Yildiz si legge non pronunciando le I, ma al posto delle I c'è un suono sordo come un colpo di gola. Sono curiosa, cosa significa Stella? Saluti da Istanbul, che bellezza la community. Io chiedevo perché quando non so adesso lo sapevo. Yildiz. Sono 4, no, sono ancora 3 gol del Galatasaray. Nel frattempo ha segnato anche l'Inter Miami contro il New York City, quindi sono molto triste, perché i soldi li c'erano tutti e due alla fine. Quello che è un tema è che McTominay però alla fine non ha sostituito Anghissà. Cioè stavo facendo il discorso del modulo, il cambio modulo che ti dà almeno le coppie da tutte le parti, ma il sostituto di Anghissà non c'è. Cioè l'anno scorso era Cajuste e non ha intaccato mai la titolarità. Quest'anno se McTominay gioca insieme ad Anghissà e cominciamo a vedere Gilmour ogni tanto al posto di Lobotka, ma Anghissà non ce l'ha il sostituto, lo segnaliamo. Però, per quanto possano essere andati male con momenti di carriera diversi, per quanto tutto quello che uno può dire, tu hai avuto Garcia, Mazzarri, Calzona e adesso Conte. Se 4 su 4 comunque sto ragazzo, tu manco se c'ha la varicella lo togli dal campo, che mi ricordo che era abbastanza brutta come malattia santematica, ha detto, no? Insomma, datevi una risposta, o se non ve la volete dare istituisce. Poi loro lo vedono, estendo anche gli ex allenatori del recente passato del Napoli, anche in allenamento, ma magari avere un sostituto all'altezza. Poi tra l'altro quest'anno lo stai vedendo, si sta muovendo in maniera diversa. L'errore è stato quello di aver descritto Anghissà per un ruolo e per compiti che lui non ha nelle corde, perché è un giocatore che non deve giocare così arretrato, non è quello che fa legna, recupera i palloni, li recupera meglio sulla tre quarti avversaria piuttosto che sulla nostra tre quarti, eccetera. Sulla nostra tre quarti lui fa così. E invece l'hanno descritto come se fosse il classico centrocampista mediano Allan, no, e non è vero, lui ha più tecnica che interdizione, è così. E dice che ho letto bene Yildiz, però lo studierò. Neres, altro giocatore, visto che noi chiedevamo la qualità, Neres ha la qualità. Sì, ed è uno che penso che chiedo a te, io qualche minuto in più mi piacerebbe vederlo, è un grimaldello, per usare una terminologia da ferramenta, che è importante averlo, e io spero che cresca. Diamogli il tempo, perché poi noi vedevamo a volte, no, dei giocatori che poi se giocavano da titolare tutta la partita rendevano bene, come altri che poi erano sottovalutati, citavano Mertens, insomma poi in realtà
è uno che non solo doveva giocare il primo minuto, ha fatto la storia del Napoli, il bomber di tutti i tempi. Il Napoli ha delle lacune, l'ha detto anche Conte, d'altronde il mercato non è completo ed è stato tardivo, però parte da alcuni punti di forza che sta recuperando. Possiamo dire che, a parte i gol e qualche incertezza, piano piano stiamo recuperando Di Lorenzo. Non è ancora pienamente recuperato, lo possiamo dire oppure no? No, si può dire. E non era scontato? Possiamo dire con molta serenità, lo possiamo dire. Possiamo dire che Buongiorno non sta facendo Goldrake, però mi sembra, io preferisco uno che pulitino piano piano va in progressione, però non sta facendo vaccate. Lo possiamo dire, Valerio? Possiamo dire che Lukaku è totalmente fuori forma, ma sembra entrato mentalmente bene nella rosa? Possiamo dirlo? Senza dubbio. Io là ho fatto il paragone con il cellulare, la batteria del cellulare. Anche se arriverà al suo 100%, ma sarà il 100% del Lukaku di 31 anni. Quindi non mi aspetto Ronaldo. Però Valerio, si vede che ha le gambe più molli e che tu non puoi fare quei 20 metri in più dove eri l'ira di Dio. Casomai adesso, come hai detto tu, non ne fa 20, ne fa 12 in più, però quei 12 in più non ce li ha ancora. Possiamo dire che dei nuovi acquisti sono tutti da scoprire che promettono bene, possiamo dirlo? Quindi io dico di avere pazienza. Possiamo dire che fino adesso, anche se è una figura non occulta, ma una figura riservata per ora, e io spero che si senta sempre di più, anche se riservata, Oriali è un bello sbarramento. Possiamo dirlo? O non possiamo... Sì, perché quando è successo quello che è successo sugli spalti a Cagliari, vedere Oriali che va, che tiene un occhio e che se bisogna parlare con l'arbitro, a me mi dà una tranquillità diversa, onestamente. Io non so quel signore che diceva pessimista, io preferisco vedere questi mattoncini con... Sì, no, ma lo diceva anche Fabio, non riesco a ricordare il messaggio. La parola non è pessimista, la parola è saccente. Ne scegliessero una, o non puoi avere tutti gli aggettivi tu. Guido, io devo salutare tutti perché il lavoro incombe. Parere finalissimo, se riesci a condensarlo, sull'apertura del settore ospiti poi a 3 ore dall'inizio della partita, cioè il contromovimento. Voi sapete che io sono, neanche forse nei sogni riesco a essere violento, eccetera, anche verbalmente. Questo è un discorso raffinato, complesso, bel papocchio. Facciamo andare al lavoro Valerio, ci sarà domani. Tornerò in tutte le mie forme, non tento, anche per i fatti miei su internet, mia colpa, però la prossima volta io ho una risposta da darvi, io mi ricordo tutto, non pensate, che mi chiede, e voglio regalare anche il futuro, no? Si dice, se dovessi scegliere un film la stagione passata, mi è venuto poi in mente nuotando, quindi poi ti preparerò una clip, eccetera, però voglio anche legarla a quella che potrebbe essere la stagione presente. Quindi questa domanda che mi fu fatta, perché sarebbe stato troppo facile dire tipo, non so, e lasciamo andare Valerio, no? Casa dolce casa, quello di Tom Hanks, che più fanno lavori più crolla, abbastanza banale. Oppure un film carino francese che si chiama Un mare di tranquillità, credo, Tutti pazzi in casa mia, di Patrice Leconte, molto carino, recuperato. Però poi mi è venuto in mente il senso morale della stagione scorsa, quindi me la ricordo questa domanda che mi faceste, farò un piccolo spezzone, ero in debito con voi e tornerò. Buon lavoro Valerio, un saluto alle amiche Bellini e agli amici Ballini, tanti auguri Sofia Loren, un rimprovero a Fabio Versatile, devi vestirti bene, molto bene. Io ti ho visto coloratissimo. Un abbraccio a Guido Gentile e devo veramente scappare, ma non mi è sfuggito. Giovanni, grazie per non avermi dato diritto di replica, buon lavoro. No, io ho salvato il tuo messaggio, l'ulteriore risposta che non significa niente a quello che stavamo dicendo noi, non può nemmeno diventare un 1 contro 2 o una diretta io e te, perché ci sono altri che stanno mandando messaggi che sono poi inerenti all'analisi e che mi portano a io ce l'ho tutto qua, il discorso per fare una crescita, un racconto del calcio che è mio, tu puoi non essere d'accordo, ma ti rispondo alla fine della sigla, vedi io sono ancora più democratico. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora,
Prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Vai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Lo scappamento che ha fatto, chissà che altro avrà fatto, bellissimo. Non dovrei nemmeno, io devo lasciare con Valentino, perché che significa? Ho cercato su Wikipedia, la Juve ha cambiato tutti tranne Bonucci e Chiellini, poi 3 allenatori in 9 anni come il Napoli, Mazzarri, Benitez, ma 0 scudetti, cambiare sempre per vincere. Giovanni, hai ragione tu, non si può, hai ragione tu.